Ha avuto luogo sabato 17 settembre a Zurigo la tavola rotonda delle famiglie bellunesi della Svizzera, promossa dal coordinamento delle famiglie stesse guidate dal presidente Saverio Sanvido, il quale, nella sua organica e approfondita introduzione ai lavori, si è efficacemente soffermato sulla funzione e sugli obiettivi del coordinamento, sulle più vive e attuali problematiche degli italiani all'estero, sul non facile rapporto con la regione del Veneto, sull'apertura che il nostro paese dovrebbe dare agli immigrati e soprattutto sulle difficoltà del nostro associazionismo in Svizzera, dovuto specialmente all'ancora minoritaria partecipazione dei giovani, suggerendo peraltro suggerimenti e proposte concrete per il futuro. Dopo la relazione del tesoriere Luciano Lodi, sono seguiti gli interventi dei rappresentanti della sede centrale dell'ABM, dal presidente Gioacchino Bratti alla vice Patrizia Burigo, dal responsabile del gruppo giovani e prossimo direttore Marco Crepaz al direttore Patrizia De Martine, che si sono soffermati sulle numerose e qualificate iniziative dell'associazione, riprendendo anche i temi più significativi dalla relazione del coordinatore Sanvido. Ampio e vivace il dibattito che ne è seguito con l'intervento dei presidenti e dei delegati delle famiglie presenti, che hanno descritto le attività dei singoli sodalizi e accennato ad alcuni dei temi più sentiti della realtà associativa bellunese in Svizzera, evidenziandone difficoltà, ma anche risultati e traguardi, in un clima partecipe e costruttivo. Ha portato infine il saluto e il pensiero del Comites di Zurigo e della Caves, Confederazione delle Associazioni Venete della Svizzera, il presidente Luciano Alban.